Sicurezza ed emergenza immigrazione sono stati gli argomenti al centro del dibattito tra i rappresentanti veneti dell'UGL Polizia e Luca Zaia. Le forze dell'ordine hanno voluto incontrare il governatore per parlare della drammatica situazione in cui, a loro dire, si trovano a lavorare gli agenti della polizia. Gli uffici immigrazione sono al collasso. È stato ribadito da parte nostra che la questura e l'ufficio immigrazione sono presi d'assalto e quindi una particolare attenzione è stata chiesta appunto per questa problematica che sta non poco condizionando l'attività lavorativa della Polizia di Stato a Venezia. L'allerta è alta anche per quanto riguarda la possibile chiusura di alcuni posti di polizia in Veneto. È quella riguardante la chiusura dei presidi di polizia. Ovviamente il netto no è arrivato da noi, ma un netto no è arrivato anche dal governatore Zaia in persona. È stato messo l'accento anche sulla mancanza di tutele legali per le forze dell'ordine e i problemi in caso di infortunio. La tutela legale che ora manca completamente. La seconda cosa affrontata, che ha posto l'attenzione proprio il governatore, è quella della copertura assicurativa, una copertura sanitaria per le spese che i poliziotti devono affrontare all'indomani di una visita al pronto soccorso, ovviamente in caso di infortunio sul lavoro.